Nemeške, città di confine tra la Slovacchia e l'Ucraina. Anche qui è allestito un grande campo rifugiati, ci sono tantissimi volontari venuti da tutte le parti d'Italia per portare aiuto. Luca, tu da Vittorio Veneto sei qui tramite un'associazione di Bolzano per portare il tuo aiuto. Com'è andata questa esperienza? Esatto, io sono partito con un'associazione di volontariato che si chiama Bozen Solidale, appunto io vivo a Bolzano e siamo arrivati venerdì passando per Vienna. Ci siamo fermati lì, poi siamo arrivati al confine slovacco-ucraino, nel checkpoint più grande dei 3 che esistono su questa frontiera, e fin da subito ci siamo accorti che la quantità di volontari era molto alta, ci sono molte persone che sono accorse ad aiutare e anche dal lato, diciamo, delle merci, dei medicinali, del cibo c'è una grossa affluenza di camion che trasportano materiale. Quello che ci è stato detto in realtà è che non sarà necessario tutto ora, ma probabilmente l'emergenza si prolungherà per molto tempo e quindi questo materiale sarà poi utile in un secondo momento quando arriveranno la terza ondata che ci hanno detto delle persone più bisognose, più poveri, che riusciranno a uscire solo in un secondo momento. Qual è, Luca, la cosa che ti ha colpito di più? Allora, una delle cose che colpiscono di più è il fatto che chi attraversa il confine sono solo donne e bambini che lasciano quindi in patria tutti quelli che sono genitori, fratelli, mariti e padri, ed è sicuramente la cosa più forte che si vede in questo confine come in tutti gli altri. Ой, начинает вас фоткать.